Buon pomeriggio e buon lunedì, è il momento di fare il bilancio di quello che è stato il fine settimana calcistico delle squadre siciliane. Come sempre saluto e ringrazio per essere in studio con me Alessandro Vagliasindi. Grazie a te, buongiorno. Fra poco parleremo di Catania, ma intanto guardiamo come sono andate le cose nel campionato di Lega Pro, il girone meridionale, quello che coinvolge proprio il Catania, assieme chiaramente alle altre due siciliane, Trapani e Siracusa, e vediamo ovviamente i risultati. Il tabellone è completo in considerazione del fatto che ieri si è chiuso con Salernitana Potenza che hanno pareggiato 1-1, Salernitana che ha ciuffato il pari proprio nei momenti finali. Vediamo un po'. Cerignola Crotone 2-0, a Giuliano ha vinto il Casarano per 3-1, Siracusa Altamura 1-1, a Sorrento Casertana 2, Sorrento 1 in realtà sul neutro ovviamente di Potenza, poi Trapani Foggia 3-1, Monopoli 0 Picerno 2, Cavese Altamura 2-2, Catania Latina 1-0, Cosenza Benevento 2-1, Salernitana Potenza 1-1. Questo è il quadro dei risultati, una classifica che si compone, una bella classifica per il Catania che diciamo riconquista di nuovo la vetta, e la Salernitana sono assieme, viaggiano a 31 punti, però il Catania è avvantaggiato in virtù dello scontro diretto. Poi Benevento e Cosenza a 29, e questo è il quartetto, diciamo, che in questo momento si gioca la promozione diretta. Anche in questo caso sarebbe al contrario, Cosenza terzo, Benevento quarto, perché il confronto diretto ieri ha dato ragione al Cosenza. Vediamo ancora le altre posizioni in classifica, eccole qui. Dunque poi il Casarano a 24, Casertana 22, stessi punti del Monopoli, Crotone 21, Trapani e Potenza 20, poi Cerignola 19, 18 punti, l'Atalanta Under 23, 17 per la Cavese, l'Altamura 16, 15 punti per il Giuliano, Latina 14 e poi Sorrento, Siracusa e Picerno 13 punti, Foggia chiude con 11. Cominciamo come sempre dal Catania, Alessandro, un Catania che sicuramente ha fatto molto meglio rispetto alla prestazione fatta vedere contro il Casarano, ha trovato il vantaggio diciamo relativamente subito, abbastanza presto, però non è riuscita a chiuderla questa partita, l'ha tenuta aperta, lasciamo stare gli episodi arbitrali di cui ci occuperemo poi stasera nel corso di corner, però l'ha tenuta aperta fino alla fine. Sì, questo è il neo, ma mi concentro più sui segni più, soprattutto perché è stata una settimana molto particolare, giustamente polemiche dopo la sconfitta e le modalità della sconfitta di Casarano, ma soprattutto il dazio di ulteriori infortuni e squalifiche, perché c'era anche la squalifica di Quaini, oltre alla sequela di infortunati che purtroppo ha fatto registrare anche Pieraccini, lo stesso Ierardi, seppur squalificato, insomma problemi di natura fisica, quindi il Catania è arrivato a questa partita con un carico di tensione e di pressione notevole, e invece sul campo non si è visto questo aspetto, perché la squadra ha subito insomma sviluppato delle buone trame, ha assorbito l'altro grave contraccolpo che è stato l'infortunio repentino di Cicerelli per quell'entrata killer di Porro, ma non si è scomposto. Il Catania ha fatto la partita giudiziosa e intelligente che doveva fare per avere ragione di una squadra certamente non trascendentale come il Latina, ma che è arrivata a Catania insomma per menare come fabbri, e anche grazie all'indulgenza del direttore di gara stava portando diciamo, questo piano a compimento, tenendo in bilico il risultato fino alla fine, perché queste squadre chiaramente vengono con l'idea sì di poter passare in svantaggio, ma di tenere aperto il punteggio fino al 90esimo, cosa che il Latina è riuscita a fare. Il Catania non ha trovato il colpo per chiudere completamente il discorso sia nel primo tempo che nel secondo tempo, con quella tu per tu di Forte col portiere, il colpo di testa di Gennaro respinto prodigiosamente da Basti, però è una squadra che continua a rischiare pochissimo quando gioca in casa. Anche ieri Dini, eccezione fatta per l'intervento su Parigi nel primo tempo, ha praticamente fatto da spettatore, ed è un film che abbiamo visto in tutte e 8 le partite che il Catania ha giocato al Massimino. Il Catania a questo punto ha l'obbligo
di cambiare repentinamente marcia in trasferta, a cominciare da sabato, non solo per quelle che sono state le ultime esibizioni in trasferta col pareggio amaro a Caserta e la sconfitta a Casarano, ma perché vincere a Picerno significherebbe capitalizzare quello che poi lunedì sarà il big match del turno, con Benevento e Salernitana che si affronteranno appunto in casa del Benevento, e quindi ci sono due importanti argomenti per arrivare a Picerno e giocare una partita da capolista, cosa che il Catania non è riuscito a fare né a Cosenza né a Casarano. Alessandro, ti chiedo se si hanno già notizie su Cicerelli. Allora, ci sono ancora delle indicazioni parziali, perché domani il fantasista si sottoporrà a ulteriori esami strumentali. Per quelle che possono essere le sensazioni a 24 ore più o meno dall'infortunio di Cicerelli, possiamo dire che sono escluse fratture. La zona interessata è una zona che riguarda la caviglia e il perone della gamba sinistra. Al momento può essere etichettata come una forte contusione. Gli esami devono servire a escludere che ci possa essere magari anche una piccola distrazione, però ecco, rispetto alla lo spavento dell'immediato per l'intervento allucinante che Porro ha commesso ai suoi danni, per come ha lasciato il campo, per le stampelle di cui ha avuto bisogno per lasciare lo stadio Angelo Massimino, insomma non dovrebbe essere una cosa troppo grave. Chiaramente è impensabile che possa essere disponibile per la gara di sabato, Certo. Abbastanza improbabile che possa esserlo per la partita successiva in casa con il Crotone, ma ecco, questa potrebbe essere la previsione più ottimistica, cioè che salti 2 partite, fermo restando che ne sapremo di più domani, quando appunto si sottoporrà a ulteriori controlli, però al momento non sembra essere allarme rosso. Sentiamo Andrea Corbari. Poi magari sì, dopo l'intervista di Corbari facciamo anche un piccolo punto sugli altri infortunati. Sì, certamente. Intanto Corbari, così chiudiamo l'argomento partita e vediamo anche il top del match. È una missione che dobbiamo sfidare, cercare di arrivare ad una soluzione. Sicuramente il nostro obiettivo è fare quello che facciamo in casa, anche fuori, e è il nostro step successivo che dovremo fare se vogliamo arrivare a marzo, aprile, quando sarà da tirare le somme, arrivare in una posizione che puntiamo. Trovare continuità di risultato fuori casa. Fuori casa, quando non si riesce a vincere, è importante non perdere. Quindi anche quel singolo punticino che si può portare via dai campi, come può essere Casarano, può fare la differenza a lungo andare in questo campionato. Quindi trovare quello, ecco, la forza che se non si riesce a vincere non si deve perdere fuori casa. Il primo gol lo sto aspettando anch'io, allora ti dico, arriverà quando ce ne sarà bisogno, dai, la metto giù così. Per ora va bene con i gol degli attaccanti, soprattutto in casa, e il mio gol arriverà quando ce n'è bisogno. Allora, il gol di Corbari quando ce ne sarà bisogno, speriamo insomma Molto presto, così ci sarà anche questa gioia per Corbari. Vediamo che ha vinto il campionato l'anno scorso con l'Entella, ricordiamolo. Vediamo il top del match di ieri con il supporto anche della grafica. Sì, è stato uno dei migliori in campo, stasera vedrete durante i corner chi sarà il migliore, ma Francesco Forte indubbiamente ha messo, oltre che la firma, la presenza che il Catania aveva di bisogno in una partita chiusa come quella di ieri. È stato bravissimo nella conclusione con cui ha deciso la partita, un centravanti che ha già messo 5 gol al referto e un assist in 14 presenze. Possiamo anche vedere appunto in chiave grafica un dato statistico, quello che è relativo al suo debutto in Serie A con la maglia dell'Inter a Palermo il 28 aprile 2013, gara conclusasi 1-0 per i rosanero con il gol di Ilicic. Insomma,
ha visto, diciamo, campi importanti e spalti L'allenatore di quell'Inter era Stramaccioni. Era Stramaccioni e quindi arriva a Catania. Lui si era messo in luce con la primavera dell'Inter e trovò, diciamo, la gioia dell'esordio in Serie A. Abituato al grande pubblico, Certo. a Catania è ritrovato il grande pubblico. Esatto. Allora, Alessandro, torniamo al punto infortunati. Sì, allora, quello che ha una data di rientro meno lontana, più vicina, è Alessandro Raimo, che si sottoporrà in settimana a un nuovo controllo. La proiezione lo porta a una piena disponibilità circa il 10 di dicembre. La speranza è quello magari di poterlo avere a disposizione a tempo pieno nella gara in trasferta contro il Potenza. Per quanto riguarda Pieraccini, anche qui siamo su una settimana / 10 giorni in più rispetto a Raimo, quindi diciamo, la speranza per l'ultima del 2025 contro l'Atalanta. Per quanto riguarda Gherardi invece la prognosi ci porta a gennaio. Tra l'altro Gherardi è stato già sottoposto a questo tipo di intervento di ernia discale nel 2021 quando militava nel Vicenza. Fu operato a giugno e rientrò giugno 2021 e rientrò a luglio, quindi dobbiamo stimare un mese circa per il rientro. Ci si è chiesti come mai non si fosse operato dopo aver saputo di essere stato squalificato per 4 giornate e non invece adesso, dopo che già siamo alla terza giornata di squalifica. Perché si è cercato prima di capire se potesse superare il problema con una terapia conservativa, ma diciamo, il problema ha avuto un riacutizzarsi e quindi si è deciso di fare l'intervento soltanto quando è stato diramato il comunicato. Anche per Martic tutto è proiettato nel gennaio 2026. Insomma, la lista degli infortunati purtroppo sì. È diventata di nuovo purtroppo sì, fermo restando il punto interrogativo su Cicerelli, ma abbiamo già detto prima. Allora Alessandro, prima di chiudere questo segmento di anteprima corner, abbiamo visto la presenza del presidente Pelligra a Catania. Chiaramente l'obiettivo era mettere a posto le vicende che riguardano Torre del Grifo e immagino... C'è stato anche un sopralluogo nei giorni scorsi che ha visto protagonisti appunto Pelligra, Grella, Tucker, insomma l'entourage dirigenziale che è andato a fare un sopralluogo a Torre del Grifo per mettere a punto quelle che poi sono le iniziative da intraprendere per ripristinare almeno per gradi, perché ci sarà una scaletta di priorità per quello che riguarda gli interventi più urgenti e per quello che ci risulta il Catania potrebbe anche evitare di depositare l'istanza di accesso temporaneo, perché pare che i tempi di versamento del saldo si sono accorciati, quindi potrebbe fare il saldo Rogito e materialmente avere le chiavi per entrare nel centro sportivo, all'impianto di Via Magenta. Allora, diciamo che torneremo a parlare anche di questo stasera durante Corner, parleremo di questo, vedremo un'ampia moviola, come sempre ci proietteremo anche non solo alla partita che si è giocata, ma soprattutto a quella che verrà, anche a quella che verrà la prossima settimana, che si gioca di sabato. Sabato alle 14:30. Purtroppo anche stasera saremo costretti a parlare di arbitraggi, perché gli episodi ogni settimana si arricchiscono di nuove casistiche. Bene. Grazie allora Alessandro, a voi, a più tardi. Per essere stato con noi. Ci fermiamo, c'è una breve sosta e dopo i primi collegamenti andremo prima a Palermo. A dopo.
Bentornati ad Anteprima Corner, è il momento adesso di andare a Palermo, ma non solo. Intanto buon pomeriggio a Marco Gullà, ma vedo già collegati anche gli altri colleghi, vedo Franco Cammarasana anche e Marco Petrolito. Allora fra poco saremo anche da voi. Intanto Marco, il Palermo che non riesce più a ritrovare la vittoria, la squadra di Inzaghi, che era partita molto bene, adesso ha rallentato e direi anche di parecchio. È un po' diciamo sulla stessa linea di quello che aveva fatto in qualche modo anche il predecessore di Inzaghi. C'è una differenza credo di un punto soltanto rispetto alle giornate giocate. Angelo, intanto buon pomeriggio. Una vecchia strofa di una bella canzone diceva come l'anno scorso e come l'anno prima e forse anche come anche 3 anni fa. È lo stesso identico campionato, le stesse identiche prestazioni anche dell'anno scorso. Non è cambiato praticamente nulla, eccezione fatta per qualche interprete, Palumbo, Poyampalo, ma è lo stesso Palermo che praticamente delude, lo stesso Palermo che non riesce a vincere partite importanti come quella di sabato contro l'Entelle, lo stesso Palermo che ancora continua a veleggiare tra il settimo, sesto, ottavo posto in classifica. Se oggi la Juve Stabia dovesse fare bottino pieno contro la Sampdoria, quindi scivolerebbe di un'ulteriore posizione in classifica. Quindi non è assolutamente cambiato nulla, è un Palermo che ha dei difetti di fabbrica, probabilmente a centrocampo, perché adesso andiamo per esclusione. Se con l'attacco hai preso poi a palo, se in difesa hai preso Bani e a centrocampo non hai preso nessuno, andiamo per esclusione, allora a questo punto il problema sarà a centrocampo. O a questo punto diciamo anche che un cambio dirigenziale a questa società non farebbe male, perché se in 3 anni non riesci mai ad avere il predominio in campionato, ma soprattutto a non combattere per le prime posizioni in classifica, allora devono pagare anche i dirigenti, non soltanto gli allenatori, non soltanto i giocatori. E quindi faccio il nome di Gardini, l'amministratore delegato, che è lì insomma in sella da diversi anni, e se qualcuno deve pagare lo ricorda, e lo ricorda sempre, insomma, anche se non c'è più il presidente Zamparini. Pagavano anche i dirigenti, pagava il direttore sportivo, pagava l'amministratore delegato. In questo caso chissà, dovrebbe pagare anche Gardini se la situazione è questa. O guarda, o te la butto anche lì, la responsabilità potrebbe anche essere dell'attuale presidente del Palermo, Dario Mirri, che è un grande tifoso della squadra, però anche lui probabilmente ha delle responsabilità, perché se hai un ruolo devi anche comunque metterti nelle spalle alcuni problemi societari che possono esserci. Non è soltanto il ruolo di presidente, poi ovviamente ci sono tanti altri aspetti. Al di là di questa disamina anche dirigenziale, ti dico che la squadra continua a rallentare. Anche contro l'Entella si poteva vincere, perché comunque le occasioni il Palermo le ha avute, soprattutto dopo l'1-1 con Poyampalo, ma poteva perdere, perché l'Entella ha colpito una traversa con Franzoni, la traversa ancora trema, e poi ancora un'occasione con Russo alla fine, clamoroso errore davanti a Joronen proprio al 91esimo, e poteva essere una nuova sconfitta. Ma al di là di questi episodi, diciamo che quello che non convince è il gioco. Il Palermo non ha un gioco, non ha un'identità, ma soprattutto non ha un playmaker, un regista, un leader a centrocampo che prende in mano la squadra. Allora, sentiamo cosa ha detto Inzaghi e poi ci proiettiamo anche sulla prossima partita, cerchiamo di capire i rientri possibili, le novità, magari il ritorno di qualcuno che in queste settimane ha riposato, qualcun altro che ha voglia di mettersi in mostra, ma lo facciamo dopo aver sentito Inzaghi. Abbiamo preso un gol che è una squadra insomma che deve ambire a vincere le partite, non può prendere per me, e poi è stata in salita. Secondo me il secondo tempo l'abbiamo fatto bene per 20 minuti, però insomma non riusciamo a vincere, c'è ancora qualcosa che non va, dobbiamo fare di più, speriamo dalla prossima, ormai questa è passata. In questo momento dobbiamo stare zitti, allenarci, pedalare forte, lo che stiamo facendo probabilmente non basta. E niente, ripartire dalla prossima in casa. È chiaro che con un pubblico del genere dovresti sempre cercare di vincere. Non ci siamo riusciti e ci dispiace, però dobbiamo avere la forza di guardare avanti e cercare di uscire da questo momento. La forza di guardare avanti alla prossima partita in casa. Come ci arriva il Palermo, lasciando stare il risultato però maturato sabato? In casa contro la Cararesa alle 19:30 al Barbera. Ci arriva ovviamente
con Ranocchia che ha scontato il turno di squalifica e quindi andrà nuovamente a giocare in mezzo al campo, presumibilmente, anche se Basic in quella posizione è stato uno dei migliori in campo, anzi il migliore in campo nella gara contro l'Entella, quindi da capire se Ranocchia lo inserirà subito, magari a partita in corso, Inzaghi. Poi ci dovrebbe essere anche una novità in avanti con il ritorno da titolare di Brunori. Sia Ledoron che Brunori comunque come spalle di Poyampalo non hanno convinto del tutto, e poi in difesa potrebbe esserci qualche novità magari con l'inserimento di Peda o sicuramente per dare maggiore solidità al reparto. Al di là di questo il Palermo ci arriva comunque ancora una volta con la consapevolezza che intanto la prima in classifica è fuggita via, ovvero il Monza, ma è giusto così perché il Monza ha un organico da Serie A, con la consapevolezza che più si rallenta più le altre corrono, anche il Venezia, il Modena, sono tutte squadre che il Cesena, che alla fine comunque hanno una continuità, quindi se il Palermo davvero non si dà una smossa rischia di ripetere lo stesso identico campionato dell'anno scorso e di 2 anni fa. Va bene, grazie Marco, ci racconterai dell'avvicinamento a questa sfida nel corso della settimana nei nostri telegiornali, buon lavoro, e noi adesso andiamo a Trapani da Franco Cammarasana, perché un Trapani che si è voluto scrollare di dosso la sconfitta patita la scorsa settimana. È una squadra che non riesce ad avere sempre la stessa continuità, è una squadra diciamo nuova, dobbiamo dirlo, che però sul campo ha messo insieme 28 punti. Ora, al di là di qualsiasi discorso, bene, male, fino ad oggi 28 punti sul campo sono un bottino importantissimo. Sì, indubbiamente una squadra ha avuto degli alti e bassi, è comunque una squadra che ha conseguito ben 8 vittorie in campionato, 4 pareggi, soltanto 3 sconfitte. Praticamente hanno fatto meglio soltanto le due capoliste Catania e Salernitana e il Cosenza. Tra l'altro con gli 8 punti della penalizzazione il Trapani si troverebbe proprio a ridosso di queste 3 squadre. La partita con Foggia certamente non era un test molto provante, il Trapani fra l'altro è stato bravo ma anche fortunato ad essere già in vantaggio di 2 gol con Girone e Fischnaller già dopo 10 minuti. Fischnaller che tra l'altro sabato ha indossato la fascia di capitano, anche perché un pochino ha sorpreso tutti il fatto che Aronica ha schierato, ha tenuto in panchina gente come Celeghin, Vasquez, Canotto, Carriero, Benedetti, Palmieri, gente che farebbe la fortuna di molte squadre di Serie C, schierando una squadra abbastanza giovane, soprattutto a centrocampo, con l'esordio di Podrini del 2007, di Marcolini che è un 2005, oltre a Ciuperi che è un 2004. La spiegazione c'è, l'ha data a lui in un certo consenso, l'ha accennato a lui un po' in conferenza stampa, ma a Trapani si sta parlando già di mercato, poco di quelli che sono i risultati, tra l'altro tutti e due positivi, sia quello del calcio ma anche quello della pallacanestro in Serie A. Ieri ha battuto anche Reggio Emilia, 8 vittorie su 9 partite, insomma è una squadra che senza i 4 punti di penalizzazione sarebbe capolista assieme alla Virtus Bologna. Dicevo, si parla di mercato perché venerdì, sabato, è piombato in sala stampa il nuovo direttore dell'area tecnica. Una novità è arrivata venerdì sera. Praticamente è stato fatto fuori, poi è stato dato il ben servito a Peppino Pavone, è arrivato questo Luigi Culmone, si è presentato, ha detto che ha carta bianca da parte del presidente, quindi deciderà tutto lui per quanto riguarda l'area tecnica nel settore giovanile, prima squadra, ripeto, prima squadra. A questo punto mi sembra che in ombra, date queste dichiarazioni, sia stato messo da parte anche un pochino il direttore sportivo Andrea Mussi. Vedremo un pochino nei prossimi giorni che fine farà, se verrà confermato o meno. Cosa ha detto nella sostanza Luigi Volume? Che sin da adesso, da la partita di sabato, che dalle prossime partite vuole inserire giovani che vengono dalla primavera, e che comunque il Trapani si avvia verso una politica di ringiovanimento totale dell'organico. Siamo alla vigilia del calciomercato.
la sensazione non soltanto mia è quella che il Trapani voglia disfarsi in sede di mercato dei contratti più onerosi. Ma lo vedremo. Ha detto volume, no? Il Presidente vuole sempre puntare in alto, ma se fai rivoluzione ancora l'organico, un organico essenzialmente basato sui giovani, non so fino a che punto questi traguardi possono essere raggiunti. Questa settimana, fra l'altro, decisiva per il Trapani Calcio, perché avremo sicuramente qualcosa in più da parte del TAR relativamente alla penalizzazione di 8 punti, mentre sapremo qualcosa in più anche per quanto riguarda il secondo deferimento, quello di recente, ancora per irregolarità amministrative. Potrebbero essere 4 punti di penalizzazione, come anche se viene considerata anche la recidiva, essere anche 6 o 7. Vedremo, ripeto, questa sarà per il Trapani Calcio a mio avviso una settimana, oserei dire, decisiva. Franco? Mercato, scusami, un ultimo accenno, Sì? perché a Trapani se ne sta parlando tantissimo in queste ore, perché è balzata la notizia che praticamente il capitano della Trapani Shark, Amar Alibegovic, sarebbe corteggiato, ma non soltanto, sarebbero già in corso trattative per il passaggio al Barcellona, non soltanto lui. Vorrei precisare che da oggi la Serie A è in stand-by perché gioca la nazionale, tra l'altro nella nazionale giocheranno 2 giocatori del Trapani Shark, mi riferisco a Rossato e Petrocelli, e anche Rossato in queste ore è oggetto di voci di mercato, ma non soltanto, anche Rossato. Vedremo nei prossimi giorni quello che sarà. Sicuramente c'è ci sono molte discussioni in corso, ripeto, che riguardano tutte e 2 le squadre che si stanno comportando bene in campionato, ma che la società probabilmente ridisegnerà in qualche elemento a breve. Vedremo nei prossimi giorni. Grazie Franco, ci dobbiamo fermare perché il tempo è davvero poco, e allora ci vediamo la prossima settimana per Anteprima Corner, e intanto andiamo a Siracusa da Marco Petrolito, perché Siracusa ha mancato un'altra occasione per tirarsi, non dico in maniera definitiva, fuori dalla zona diciamo caldissima, però questa partita non eccezionale con il pareggio acciuffato all'ultimo istante ha riproposto alcuni fantasmi, tant'è che il presidente in qualche modo ha sbottato. Insomma, un po' tutti sono sotto esame là a Siracusa. Sì, Angelo, buon pomeriggio. Anche se a dire il vero, ecco, dal mio punto di vista il Siracusa deve guardare a quello che è il bicchiere mezzo pieno in questa occasione, perché grazie al pareggio ottenuto 1-1 nella gara interna di sabato con l'Altamura, con il gol di Di Paolo, la squadra può comunque guardare avanti con ottimismo, perché si tratta pur sempre del terzo risultato utile consecutivo. I prossimi impegni stagionali, che saranno comunque degli scontri comunque diretti e che vedranno i Leoni impegnati prima a Bergamo con l'Atalanta e poi a seguire il De Simone con il Frosinone di Cotefogeno, consentono alla squadra di poter guardare avanti, insomma, in maniera positiva. La formazione di Aretusia, del resto, al termine di un match che ha interpretato bene, che è stato caratterizzato, come spesso accade, da numerose occasioni sprecate, ha comunque fatto vedere delle buone trame di gioco, ha fatto vedere che gli interpreti del modulo titolati vanno pian piano delineandosi, così come ci si attendeva. Ci sono stati dei lampi di classe di Vittorio Parigini che non avevamo mai visto, una buona presenza fisica da parte di Bai centrocampo. Ecco, i giocatori questi ultimi che da qualche settimana palesano una condizione sempre migliore e che stanno finalmente dando le risposte che ci si attendeva. Certo è che l'inizio di stagione è drammatico, sembra aver lasciato il segno a Siracusa, anche se adesso, ecco, la classifica parla chiaro, sono 2 le lunghezze che la vedono, diciamo, distanziata dalla zona salvezza, e quindi, come dicevamo nelle scorse settimane, ecco, con qualche innesto si pensa che la formazione Retosia possa tranquillamente giocarsela la seconda parte di campionato in maniera molto più tranquilla, anche se la salvezza era e rimarrà l'obiettivo per cui bisognerà lottare. Si è certi che comunque la squadra abbia svoltato. Se non l'avesse fatto, del resto si rischiava di vivere un ruolo da comparsa che almeno per ora, ecco, non appare più nemmeno un'eventualità, visto comunque le ultime prestazioni sono state abbastanza confortanti. Allora Marco, abbiamo un minuto e poi dobbiamo chiudere, perché altrimenti sì, insomma, andiamo fuori dal nostro tempo a disposizione. C'è la prossima sfida, tu hai fatto cenno alle prossime gare, parliamo un attimo del prossimo avversario e di come il Siracusa si propone per questa gara.
Sì, Siracusa per la gara che andrà in scena domenica prossima con l'Atalanta Termea di 3 in trasferta vuole naturalmente continuare con la falsariga di quanto è stato fatto nelle ultime 2 partite. Ricordiamo che il modulo, che ormai, come dicevo, sembra aver trovato degli interpreti quasi definitivi, con Parigini sulla destra, Valente sulla sinistra, giocatori che insomma forniscono delle adeguate garanzie, paiono poter far dormire sonni tranquilli, anche se dobbiamo trovare diciamo qualche neo, ed è forse quello a cui si riferiva anche il presidente quando ha fatto le dichiarazioni del post gara. C'è qualche giocatore che non ancora ha reso come ci si attendeva, non ha fatto i nomi, ecco, il presidente Ricci, però è evidente che qualcuno non ha dato delle risposte così come ci si attendeva. Ecco che proprio in quest'ottica il calciomercato potrebbe servire a dare una sferzata all'ambiente, a consentire a Siracusa di fare un campionato più tranquillo, perché sinceramente la classifica è molto corta e dunque sono bastate 2 o 3 prestazioni di livello per far ecco, cambiare gli umori, per far riasserenare l'ambiente, che comunque dimostra di voler pretendere sempre di più. Per primo il presidente stesso, ecco, che ha detto a fine gara che bisogna fare di più, che bisogna ottenere di più, e che quindi vuole un Siracusa più in alto rispetto a quanto visto finora. Grazie, grazie anche a Marco Pedrolito da Siracusa. Adesso chiaramente l'appuntamento con te è per lunedì prossimo per Anteprima Corner. Ci fermiamo qui, 20:45 c'è l'appuntamento con Corner, tutto dedicato alla Catania, la partita di ieri con il Latina, ma ci proietteremo anche al prossimo match, quello con il Picerno. Ci fermiamo qui, grazie ancora a voi tutti, l'augurio di un buon pomeriggio.